Prima ha dichiarato che da una serie di intercettazioni telefoniche emergeva come il sodalizio criminale avesse a disposizione una serie di armi. Ha elencato un Uzi di fabbricazione israeliana, un M3P5 di fabbricazione tedesca, dei silenziatori e un nascondiglio interrato dove queste armi presumibilmente potevano essere, per il nascondimento di queste armi. Ha detto altresì che l'attività investigativa ha permesso di trovare elementi a riscontro a queste intercettazioni laddove è stato rinvenuto il nascondiglio sotterraneo a casa di Brugia. Io le chiedo, l'attività di indagine volta a riscontrare la fondatezza di queste intercettazioni ha permesso anche il rinvenimento dell'Uzi di fabbricazione israeliana? Allora, per essere precisi, io ho fatto riferimento alle armi di cui Massimo Carminati e Riccardo Brugia parlavano, e parlavano appunto di una Uzi, di un modello di arma Uzi, un modello di arma, l'MP5, di un'arma, la Makarov, e come correttamente sottolineato, gli elementi e riscontro che noi abbiamo avuto sono sui nascondigli che gli stessi avevano detto di aver approntato per quest'uso. Ok, quindi è corretto. Mi perdoni, finisca. Prego. Dico, è corretto dire che in quei nascondigli chiaramente non sono state rinvenute armi, tuttavia a casa di Brugia è stato rinvenuto un kit di pulizia per armi da fuoco. E questo ce l'aveva già detto. Lo so, ma è importante perché è vero che non sono state rinvenute armi, tuttavia un elemento a riscontro della attendibilità delle parole degli stessi imputati sta nel fatto che il nascondiglio di per sé non è indicativo della presenza di armi, ma un kit di pulizia per armi da fuoco è elemento che ci fa ritenere che fossero in possesso di armi da fuoco. Perfetto. Ora io le chiedo, l'Uzi di fabbricazione israeliana, l'M3P, no, mi perdoni, mi faccia finire la domanda. L'M3P5 di fabbricazione tedesca e i silenziatori sono stati rinvenuti, sì o no? Ha già risposto il test, quindi è una domanda... Per essere precisi, un MP5 è un'altra cosa. Chiedo scusa. Prego. Ho finito l'esame di Ietto, io inizio quello di Guarnera, Presidente. Avrei bisogno di 2 domande interlocutore per capire quali documenti posso contestare al test e quali invece no. Dico questo perché nell'udienza del 4 gennaio il testimone ha dichiarato che ha fatto tutte le indagini in ordine a Guarnera in prima persona. Gli atti di indagine che riguardano Guarnera non sono firmati dal testimone in virtù di una prassi interna secondo cui gli atti venivano firmati dal comandante di reparto. Faccio questa premessa per 2 motivi. Il primo motivo è chiederle se le posso contestare gli atti di indagine a firma magari di Gangi, a firma di Russo, a firma di chi era il vostro comandante di reparto, anche se non sono a sua firma, che riguardano Guarnera ovviamente. Credo che su questo il tema sia già stato esplorato e risposto nel momento in cui ho affermato che preventivamente la firma del comandante di sezione, la firma del comandante di reparto sono una prassi gerarchica funzionale all'invio dell'atto verso... Però lei quegli atti li conosce? Quegli atti li conosco, quantomeno, e tra le altre cose ho firmato, come si può ben apprendere in calce, l'informativa finale. Okay. Quindi gli atti vi contenuti. Un'altra precisazione, lei a pagina 199 delle trascrizioni del 4 gennaio dichiara di essere stato in servizio presso l'anticrimine dal 12 ottobre 2011 al 10 ottobre 2014. Vuole riferire al Tribunale qual è nel successivo periodo lei dove è stato in servizio? Sempre presso i ROS dei Carabinieri?
Anche questo l'ho detto preventivamente in prima udienza, sono in servizio presso la sezione anticrimine di Salerno. Di Salerno, va bene. Ha continuato però a svolgere attività investigative in questo procedimento, anche se distaccato presso altra sezione? Per alcune parti sì. Ok. Allora, io molto brevemente, perché è stata già in gran parte sviscerata, verrei all'intercettazione 394 delle RIT 79-74-2012 del 13 dicembre 2012, quella che voi De Rossa avete definito il manifesto programmatico. Questa è una intercettazione che conosce bene, perché io dai brogliacci ho scoperto pure che lei è il trascrittore di questa intercettazione, quindi lei non l'ha solo ascoltata, l'ha anche trascritta. Le chiedo, Presidente, si parlava dell'affare immobiliare di Monteverde di Guarnera. Io le chiedo, in questa intercettazione, chi è che prospetta a Carminati che Guarnera stesse costruendo un appartamento, quello che è presso via Innocenzo X a Monteverde? Riccardo Bruggia, Ok, nel momento in cui mi va bene così, senza che ripetiamo, perché l'ha già detto, però se vuole ripetere, per carità. Presidente, io semplicemente volevo completare la risposta. Prego. No. Dicevo, Riccardo Bruggia, nel momento in cui pone la domanda a Carminati, appare evidente che è un tema che gli stessi avessero già esplorato in precedenza. Quindi, se la domanda è volta a sapere chi ha posto il tema a chi, in riferimento a questa intercettazione è semplicemente Riccardo Bruggia che insiste su un tema già trattato, in quanto dice invece bisogna curarsi del più piccolo. Questa è l'introduzione, la fa Riccardo Bruggia verso Carminati. Senta, mi dice in quell'occasione Riccardo Bruggia che definisce gaggio Guarnera, cosa voleva intendere con questo appellativo, sempre secondo il testo dell'intercettazione? Se mi chiede un'interpretazione sul significato di gaggio... No, quello che c'è scritto sull'intercettazione è un gaggio, cioè è uno che c'è scritto... Se è un termine dialettale romano lo cercheremo poi. No, Presidente, fermo restando che... Non lo so, i termini dialettali romani si prestano a più significati. Lo consultiamo su qualche dizionario dialettale. Ma a me interessa quello che ha attribuito Bruggia nell'occasione, visto che sta proprio dopo questo passaggio, cioè dopo la prospettazione a Carminati che Guarnera stesse costruendo questo appartamento a Monteverde, Bruggia dice è un gaggio. Un attimo, eccola qua. Riccardo Bruggia dice ma è un gaggio, è uno che gli elevano i soldi tutti. Ok, perfetto. Senta, lei questa conversazione l'ha ripetuta in gran parte, io non ci torno sopra, mi interessa solo un passaggio che è stato saltato. A fronte di questa prospettazione fatta da Bruggia nei confronti di Carminati delinea una tattica di intervento, no, per inserirsi anche loro nell'affare relativo al cantiere edile di Monteverde. Poco più avanti, se lei va avanti un po' di più con l'intercettazione. Massimo Carminati, mi devi dire che stai facendo? Gli devi dire no, perché io ho sentito voci che qualcuno te vogliono rubare. Ma che ti inventi? Ti fai la battuta? Ma che ti è venuto sotto addosso qualcuno dei ragazzi calabresi? Questo volevo sentire. Questo è quello che ho detto. No, capito, ma questo lei non l'ha detto. Però, ora, visto che lei col pubblico ministero ha ripetuto perfettamente, io le faccio i complimenti, filo per filo le intercettazioni, e questa intercettazione l'ha trascritta lei. Cioè non ci deve essere tutta questa difficoltà ad ottenere una risposta semplice, anche perché veniva al passaggio successivo. Sulla difficoltà di risposta non ce n'è, semplicemente
Questa frase Devo che trovare cita la frase, è un'intercettazione di un'ora, mi dà il tempo, trovo la frase e vedi che gliela ripeto, non c'è problema. Tutta la conversazione, per stare sul tema, è, come giustamente dice l'avvocato, è proprio l'istruzione che Massimo Carminati fa a Riccardo Bruggia. E fa questa istruzione prospettando, evidentemente dal testo della conversazione, cosa gli deve dire. Cioè, ti è venuto sotto qualcuno? Guarnera, lo sappiamo, si è avvicinato lui al sodalizio, si è avvicinato lui al sodalizio proprio per cercare protezione. Infatti il sodalizio gli mette a fianco Matteo Calvi. Sì, però io su questo ci arriviamo, io non mi voglio sottrarre agli argomenti, anche perché ho interesse a trattarli, però se io le faccio una domanda, lei non è che da una domanda passa a un altro argomento, lo stava dicendo, io vorrei che lei, come ha fatto il pubblico ministero, leggesse il pezzo dell'intercettazione che mi interessa. Ti è venuto addosso qualcuno? Allora, cerchiamo il punto, credo. se mi dà il punto io glielo leggo volentieri. Se lei prendiamo come punto di riferimento un gaggio, uno Ecco che qua, ti leva i trovato. soldi, andiamo a Adesso mezza... lo troviamo, avvocato. L'ho trovato, avvocato. Allora, Massimo dice, però, bravo, allora qual è il discorso? Che noi dobbiamo intervenire prima. Tu vuoi stare tranquillo? Tu lo devi mettere seduto, gli dici, tu vuoi stare tranquillo? Allora mettiamoci a fermare il gioco, perché dopo ci mettiamo d'accordo con quelli che ti rompono, perché qui a noi ci chiamano sempre dopo, compà. Io me so imparato, capito? E Riccardo Bruggia, ma dimmi un po', tipo? E Carminati, gli devi dire, senti, che stai facendo? Che stai facendo qualcosa? No, perché io ho sentito voci che qualcuno te vanno rubare, tu dagli i 4 soldi. E Riccardo, bella, gliela faccio così. E Carminati, ho sentito cose, che c'è gente, perché... E Riccardo, sta facendo adesso, perché gli hanno dato una cosa per fare 90, mi pare, appartamenti a Monteverde. E Carminati, Monteverde è buono. Sì, perché è un po' dopo il passato. Vado avanti. E Riccardo Bruggia, e non hai capito? Però adesso, compà, le costruzioni, dice Carminati, e Bruggia, lascia perdere, però magari però gli faccia, e Carminati, è pieno di licenze per costruire e nessuno le vuole fare. Noi lo sai perché andiamo bene? Perché noi facciamo il movimento terra. A me non me ne frega un cazzo, tu mi paghi il servizio. Lo vedi se a me mi dicessero se potrebbe partecipare alla costruzione? No, non mi interessa proprio. E Bruggia, sì, ma però lui a me mi pare deve aver capito che questo già solo che non... Ok, acchiappa, l'ammazza buona Sì, strada. questo diciamo Questo che non c'entra. non c'entra. Senti, ma gli devi dire, senti, ma io ho saputo, ma gli fai la battuta, ma che ti è venuto addosso qualcuno? Dei ragazzi calabresi? E gli faccio la battuta, qua, ma che ti inventi? Gli fai la battuta, ma che ti è venuto addosso qualcuno? Dei ragazzi calabresi ti sono venuti addosso, sono venuti a parlare con te. Mo' mi informo e poi ti faccio sapere. Allora, questa... Per te famo un lavoro, noi dobbiamo andare dritto per le cose, cioè questi devono essere nostri esecutori, devono lavorare per noi, non si può più fare come una volta. Questa è sostanzialmente la tattica consigliata da Carminati a Bruggia per approcciarsi nei confronti di Guarnera. Ora cambiamo argomento, questo lo trattiamo dopo. Vorrei venire un attimo alla vicenda Calvio. Allora, le risulta che il servizio di bodyguard, lei così l'ha definito, prestato da Calvio nei confronti di Guarnera fosse un servizio retribuito? Questo emerge dalle intercettazioni. Ok, le risulta che Guarnera in quel momento specifico della sua vita avesse un'effettiva esigenza di qualcuno che gli guardasse le spalle? Questo evidentemente emerge dalle intercettazioni. Ok, le dico io, le risulta che il padre di Guarnera, tossicodipendente, fosse... Lo sta dicendo lei questo? No, ci sono dei passaggi... Comunque sì. Le risulta che il padre di Guarnera fosse un soggetto che consumasse sostanza stupefacente? Ci sono elementi di cui parlano gli indagati in questo senso. Che si frequentasse con gente, come definirla, poco raccomandabile? Non abbiamo delle emergenze in questo Non avete senso. delle emergenze. Mi fa la cortesia per il Tribunale... Quantomeno a mia memoria. Ovviamente una contestazione, Presidente.
Può prendere gentilmente pagina 720 dell'informativa finale? Sì, è meglio se indicate il punto, così il test sa esattamente su che cosa. Esatto. È meglio che lo precisi, avvocato. Pagina 720 dell'informativa finale, ultimo capoverso. Appena lei mi dà l'ok io le faccio la contestazione, capitano. Sì. Nel corso dell'attività si comprendeva che il citato vice intratteneva stretti rapporti con Guarnera Guglielmo, padre di Cristiano. A Guarnera Guglielmo fate una nota 967. Vece Giuseppe era definito, mettete i precedenti penali in quella nota di Vece Giuseppe, allora, risultava un caso di rintraccio, procedere con molta cautela, soggetto molto pericoloso, violento, profondo conoscitore delle arti marziali, fa uso quotidiano di sostanza stupefacente del tipo cocaina, è molto aggressivo ed è malato terminale di HIV. Lo stesso in data 25 marzo 2010 in Roma, via della Croce, si è reso responsabile di rapina per mettere in atto l'azione delittuosa e non usare violenza diretta sulle persone presenti. Si è tagliato con una lametta, ha aspirato il sangue con una siringa e ha minacciato i presenti di infettarli con il suo sangue. Allora, questo era una persona che voi stessi di questo Vece Giuseppe, che ho fatto, Presidente, che ho fatto la contestazione prima, secondo i Rosse questo Vece aveva stretti rapporti con il padre Guarnera. Le chiedo questo perché vorrei sapere se dall'attività investigativa le risulta che questo Vece Giuseppe o altri amici del padre di Guarnera avessero minacciato il Guarnera stesso, la moglie di Guarnera e i figli minorenni in varie circostanze, se le risulta d'attività investigativa. Questo punto, in particolare delle minacce dirette da Vece o da altri nei confronti della famiglia di Guarnera, no. Okay. Tuttavia, mi pare evidente che se di Guarnera avesse bisogno di protezione, qualcuno ci sarebbe dovuto essere. Io direi che l'evidenza la lasciamo al giudice. Per ora lei risponda alle domande, dopo le conclusioni le traiamo noi. Okay? Allora, tuttavia Vece Giuseppe si è presentato in cantiere, se questo è l'avvocato che si vuole vedere. Esatto, esatto, ci arriviamo pure là. Il cantiere di Monteverde si è presentato? Il cantiere di Monteverde, sì. E per fare cosa? Presidente, visto che è una domanda in controesame, potremmo arrivarci dopo, a meno che il Tribunale non ritiene approfondire il tema subito. Scusi, era per completare, perché ha fatto una domanda. Chiedo scusa. C'è una allora, lei ha l'informativa, il Tribunale non ce l'ha. Ci sarei arrivato dopo, però. Vorremmo capire anche noi, poi, l'intercettazione, c'è un'intercettazione telefonica fra Guarnera Cristiano e lo zio Olivieri Salvatore, di cui al progressivo 1096 su RIT 1705/13, il quale con il quale, voglio dire, Guarnera discuteva della presenza in cantiere di questo Vece Giuseppe, che si accompagnava appunto con il padre. Segnatamente, poi ti voglio dire un'altra, vedi se puoi dire a papà di non venire con quel tizio in cantiere, oppure se ne sta in macchina. Papà può venire, ma quando cazzo vuole, infatti oggi mi ha detto il mio ufficio per vendere, l'ufficio per vendere è là, gliel'ho fatto vedere, se no glielo dico quando viene. E diceva, l'Olivieri riferita al Guarnera rispetto a questa richiesta di intervento, perché viene tutta gente di un certo tipo, mi capisci? E quindi il motivo per cui la presenza di Vece era particolarmente sgredita. La ringrazio. Allora, io vorrei sapere se da attività investigativa è risultato che la famiglia Guarnera fosse una famiglia abbiente, una famiglia ricca. Per quanto riguarda la sostanza, chiaramente non abbiamo fatto indagini finanziarie sulle sostanze della famiglia Guarnera. A livello di proprietà di immobili. Presidente, se riesco a finire la risposta, solo questa. Facciamolo rispondere e poi Purtuttavia, facciamo l'ulteriore. È una famiglia di costruttori, di cui gli stessi indagati
gli stessi imputati dicono che è una famiglia abbiente. Ok. Quindi possiamo dire che la ricchezza della famiglia di Guarnera non è una ricchezza dovuta a mafia capitale o a presunte iniziative commerciali prese con mafia capitale, ma è una ricchezza riconducibile ad iniziative imprenditoriali del nonno di Guarnera attivate negli anni 50, negli anni 60? Sull'entità credo che ci siano delle evidenze che ho riportato sull'entità degli affari intessuti con il sodalizio, credo che ci siano delle evidenze che abbiamo già riportato, di cui anche gli importi, quindi questo. Sull'entità della ricchezza, ripeto, non posso interloquire. Senta, veniamo al cantiere di Monteverde. Allora, innanzitutto io vorrei capire se con che sostanze è stato costruito, con che sostanze economiche. Chi è che ha messo i soldi per costruire il cantiere? Se lei lo sa. No, questo non lo so. Allora, io le faccio una contestazione. A pagina 710 dell'informativa finale, lei richiama una conversazione tra Carminati e Gaglianone. Per il Tribunale faccio riferimento all'intercettazione Chiedo scusa, avvocato, 710 dell'informativa? 710, ultimo capoverso. Sì. Faccio riferimento alla conversazione numero 845 progressivo 3850 del 2012. In questa conversazione c'è Carminati che dice come il cantiere di Monteverde è stato costruito. Io gliela leggo, ma lei l'ha vista, quindi ora mi saprà rispondere, no, rileggendola. Il Carminati spiegava che il Guarnera attendeva un mutuo dalla banca per iniziare i lavori. Ok? Le ho anche riferito l'importo durante la mia testimonianza, se è per questo. Lei ha riferito l'importo degli oneri concessori, non della costruzione dell'immobile, mi perdoni. Ma questo è antecedente, la costituzione di un immobile è antecedente all'intervento di Carminati. Appunto. Ora quindi ritengo che a questa conversazione, le sto spiegando per quale motivo non ho citato questa conversazione, perché ritengo che questa conversazione, parlando di un mutuo dalla banca e parlando poi il Carminati che dice che Guarnera ha ottenuto 498.000 euro per pagare gli oneri concessori della banca, ritengo, per senso logico, che questo mutuo si riferisse al pagamento di oneri concessori, non all'inizio del cantiere, che l'inizio del cantiere, come ho già spiegato, è antecedente. Sappiamo che è del 2011. Lei, capitano, ritiene male perché noi documentalmente proveremo che non è così, ma questa non è una conversazione fra me e lei, andiamo avanti. Senta, le risulta che Guarnera, ancorché titolare di quote societarie e di cariche amministrative all'interno delle imprese di famiglia, gestisse di fatto queste imprese? Cioè risulta che Guarnera gestiva le proprie imprese o l'attività imprenditoriale era gestita da terze persone? Questo, è sempre il senso della domanda, cerco di cogliere il senso della domanda. Quello che dicono gli indagati, chiaramente, è differente. No, la domanda è diversa. Se io so che Guarnera gestisca le sue imprese, questa è la mia domanda, non lo so. A me piace che la mette su questo piano, perché noi stiamo facendo un processo su quello che dicono gli indagati al telefono, e mi viene da ridere che quando gli indagati al telefono dicono una cosa positiva per gli indagati stessi, lei faccia questa premessa. Quando invece gli indagati dicono una cosa positiva per le indagini che voi avete svolto, invece viene valorizzata quella cosa. Allora le intercettazioni sono o attendibili tutte o, come diciamo noi, attendibili solo se riscontrate. Ma scusi, c'è l'opposizione a questo modo di procedere, signor Presidente. Mi pare che si tracimi l'ambito del controesame, si devono fare delle domande, non una discussione. Su come risponde il test. Va bene, allora le risulta da intercettazioni degli indagati che Guarnera si occupasse in prima persona dell'attività imprenditoriale di famiglia, sì o no? In particolare in un'intercettazione viene enunciato da uno degli imputati, se non ricordo male Massimo Carminati, che Guarnera in realtà non si occupasse,
fosse tenuto lì come prestanome. Esatto. E chi si occupava, secondo quella conversazione, ora Presidente gliela do come riferimento, 743 del 10 gennaio 2013, RIT 385012. Grazie, Avvocato. Chi si occupava in quella intercettazione dell'attività gestionale delle imprese di famiglia? Scusi, Avvocato? Il RIT 3850/12. Oddio, no, mi perdoni, mi sa che ha ragione il capitano. È quella precedente, questa è quella successiva. Quindi non è la 743. È quella 718. Chiedo scusa, almeno è quella precedente. 718. Stesso RIT, Avvocato? Stesso RIT, sì. Comunque, guardi, facciamo prima, visto che non se lo ricorda, faccio in aiuto alla memoria, richiamo. Avvocato, che cosa non si ricorda? Visto non che il abbiamo capitano fatto la non domanda. visto che il capitano non ricorda il Ma contenuto lei ha delle sbagliato il numero di progressivo e RIT, No, scusi. non è che Lì non al si numero di ricorda, progressivo lei ha e RIT, indicato io un ricordo. numero e il capitano non ha trovato il passaggio. infatti, Vediamo con il chiedo numero. scusa sull'errore del progressivo, ma per uscire Vediamo da se può rispondere alla sua domanda con il progressivo giusto, tutto qui. pagina 706 dell'informativa finale, se vuole, così. Anche perché il tema relativo a chi gestisce le società non si esaurisce certo in quella conversazione. Ah, certo, Come lei sa bene, Avvocato. certo. E sa bene anche che non è vero quello che ha detto. No, questo non si può permettere di dirlo, perché io sto facendo riferimento a un'intercettazione, io non sto dicendo niente di allora, bocca mia. Avvocato, nella non si sua può premessa, permettere di dirlo questo. mi scusi, Avvocato, è giusto che sin da ora, poi ritorneremo in riesame ovviamente, sì, dia atto di un fatto, vale a dire che quella è una conversazione isolata, certo. e che ve ne sono altre, Certo. nel senso che pongono in Certo, rilievo pubblico invece ministero, che rientrava nella mia l'attività premessa la domanda. è svolta direttamente dall'imputato. Ma, Presidente, Comunque, però, lei mi perdoni. prosegua. Ma scusate, ci potete dire, voi le conoscete le Ma intercettazioni, certo. possiamo prendere l'intercettazione e conoscerne il contenuto? Allora, Presidente, 718, io la Presidente, l'ho trovata 3850/12 lei aveva Allora, chiesto. Presidente, io ora le fornirò, anzi forse il capitano è più veloce e Se più bravo di il me con i capitano numeri. l'ha recuperata, Esatto. vediamo lei che cosa deve chiedere. Però, Presidente, per precisazione, rientrava nella premessa che io stavo facendo una domanda limitata al contenuto di intercettazione, quindi che il pubblico ministero Va dica bene. che io non sono Va corretto bene, nel porre avvocato, domande non faccia la sta né in domanda, cielo né in il test terra. le risponde, Ho avvocato. trovato, credo, il passo a cui si riferisce l'Avvocato. Sì, pagina 706, quello là. Io le ho chiesto in quell'intercettazione qual era il soggetto che veniva indicato come reale gestore delle società. Allora, il passo è questo ed è riferibile a Massimo Carminati. Loro hanno, quando delega uno, fa un certo tipo di lavoro, no? Lui lì fa la bella fica, lui fa il prestanome, lì il discorso è che lui rappresenta la società, il nonno evidentemente è stato un paraculo, lui è il coglione, lo zio si occupa della logistica, le aziende, non so, ma il nonno, chiede Riccardo Bruggia, non gli dice fammi un po' vedere sti conti? Ma il nonno c'ha 90 anni, risponde Carminati, il nonno lo vedi, il nonno è paraculo, però perché il nonno si mette lì a conta i soldi. La ringrazio. Prego. Lei, nel corso delle prime due udienze, ha riferito che da una serie di intercettazioni telefoniche emerge come Carminati nell'affare relativo al cantiere di Monteverde volesse coinvolgere Gaglianone per il Movimento Terra. Ci sono una serie di intercettazioni che lei ha già richiamato in cui il coinvolgimento di Gaglianone determinerebbe dei risparmi per lo stesso Guarnera, no? Io faccio riferimento... Oggi che intercettazioni... Io faccio riferimento per il Tribunale, questa volta è giusto, Presidente,
Stavolta? Questa volta è giusto il riferimento. Ma per carità, avvocato, non si preoccupi. Progressivo 718 del 9 gennaio 2013, RIT 385012, dove Carminati prospetta a Guarnera un risparmio del 10% dei costi per il movimento terra. Ora, io le voglio chiedere, capitano, mi perdoni, che... Scusi, avvocato, nella 718 Carminati le prospetta a Brugia, non a Guarnera. Io però sto a pagina 703 dove voi scrivete: il Carminati avrebbe quindi prospettato a Guarnera Cristiano la convenienza di usufruire del servizio offerto dal sodalizio attraverso le ditte di Gaglianone. Sì, ma la conversazione 718 che lei ha citato, questo è il contenuto della conversazione. Guardi, io non ci capisco più niente oggi, mi dica No, è solo per, diciamo, per chiarezza, cioè il senso quello è, la conversazione 718 però intercorre fra... Questa qua in cui Carminati prospetta a Guarnera? Qual è? Citata lei adesso torno sul punto anch'io. Quindi la 718 è tra Carminati e Brugia. E Brugia. Comunque credo che il senso della conversazione, e credo che di cogliere il senso della domanda, sì, la prospettazione fatta era di un 10%. Senta, le risulta che alla fine Gaglianone, diciamo, nonostante questo guadagno che poteva comportare il suo coinvolgimento, è stato poi effettivamente coinvolto per i lavori all'interno del cantiere di Monteverde? No, come ho già esposto, Gaglianone, in realtà a noi le risultanze intercettive arrivano fino a un certo punto. Gaglianone stesso è quello che dice a Cristiano Guarnera che il lavoro per spostare una tale massa di terra era un po' troppo grande per le proprie possibilità. Nella conversazione successiva, che le riprendo, così diamo anche un riferimento. Sono andato troppo avanti nei miei appunti. Eccola qua. La conversazione appena citata è la 42054 sul RIT 1740/13 del 26 giugno, nella quale Gaglianone dice a Guarnera che il lavoro, diciamo, prospettato per il movimento terra era un lavoro un po' troppo grosso per le nostre potenzialità. Tuttavia, 10 minuti dopo, è Guarnera che chiede a Gaglianone ulteriori diciamo di partecipare all'affare non come movimento terra, bensì con una fornitura di tondini in ferro e poi vabbè tutto il resto che è quello che ritieni che puoi fare. E questo lei ce l'ha già detto molto bene la scorsa udienza, la domanda ora era diversa. Alla fine dei conti Gaglianone ha prestato la pur minima attività all'interno... Queste sono le risultanze che noi abbiamo, se poi abbia prestato a noi non risulta. Non risulta perché le indagini a quel punto, al giugno mi pare 2013, si arrestano almeno con riferimento alle intercettazioni di Guarnera, no? Esattamente. Ok. Senta, io questa domanda gliela devo fare. Lei ha la scorsa volta ripercorso i contenuti della conversazione progressivo numero 1060 del 23 gennaio 2013, ore 17, RIT 385012. Ecco, è una conversazione sostanzialmente tra Brugia e Carminati, in cui Brugia e Carminati si manifestano preoccupati di quel che la famiglia Guarnera poteva fare ove venuta a conoscenza della frequentazione di Guarnera con Brugia e Carminati. In questa conversazione i due interlocutori paventano o manifestano l'esistenza, la possibilità che le condotte loro nei confronti di Guarnera possono configurare un reato di estorsione? Questo è di cui parlano, sì. Risulta, ok. Allora, vicenda permessa a costruire.
Però, scusi Avvocato, questa conversazione va letta nel suo contesto, sì, chiaramente come il Tribunale chiaramente la leggerà. Tuttavia va sottolineato che in questa conversazione in particolare, ed è una conversazione del 23 di gennaio, stavano aspettando da Guarnera dei calcoli esatti per movimento terra e per costruire, che ancora lui non aveva fornito. È il motivo per cui si fa questa riflessione, e questa riflessione, come ho esposto nel corso della mia escussione, questa riflessione appunto paventava i rischi che la famiglia, e in particolare il cognato, appartenente alla Guardia di Finanza, potesse intervenire e addebitargli una estorsione nei loro confronti. Quello ci scatena addosso tutti i diavoli, soprattutto se la sorella gli dice questi gli stanno a levare i soldi. Capito che ti voglio dire, compà? Cioè noi andiamo sul registro degli indagati con il coso di estorsione, compà. Questa è la paura che i Carminati e Bruggia, ed è motivo dell'estrema attenzione per cui poi trattano con Guarnera. Vicenda permesso a costruire. Lei ha riferito come l'intercessione, chiamiamola così, passatemi il termine, di Carminati presso gli uffici comunali per il rilascio del permesso a costruire, ovviamente in relazione al cantiere di Monteverde, è documentata, dimostrata, provata da un'intercettazione telefonica, segnatamente l'intercettazione telefonica che intercorre tra Guarnera ed tale Amir El Faran, di cui al progressivo 1238 del 22 marzo 2013, RIT 170513. Amir El Faran gli dice, rivolgendosi a Carminati: io ho immaginato pure che te hai aperto di nuovo questo coso. Rivolgendosi a Guarnera. A Guarnera, però parlando di... ha ragione lei, rivolgendosi a Guarnera: io ho immaginato pure che tu hai riaperto di nuovo questo coso, il cantiere, grazie a lui, Carminati. E Guarnera risponde: hai capito tutto al volo. E lui ha fatto una cosa in 2 giorni, non sono stato in grado di fare io in 3 anni. Ha detto altresì che a riscontro di questa intercettazione vi è una nota dell'ufficio comunale preposto a firma del dottor Musumeci, acquisita agli atti della procura nel dicembre del 2014, da cui effettivamente emerge come il permesso a costruire fosse stato rilasciato. Ora io le chiedo, capitano, e sull'intercessione di Carminati presso gli uffici comunali voi avete fatto attività di riscontro? Cioè, le faccio una domanda più precisa: siete andati a sentire i funzionari comunali che si sono occupati della pratica per chiedere scusate, ma voi avete ricevuto richieste, pressioni, sollecitazioni da parte di Carminati? Avete fatto, non lo so, una consulenza urbanistica che lei sappia per vedere se era regolare quell'iter amministrativo? Cioè, avete fatto attività di riscontro al presunto intercedere di Carminati per il rilascio del permesso di costruire? Io credevo di essere stato chiaro nella mia escussione, ma evidentemente no, ma mi ripeto, non ho problemi. Io non ho mai detto, ed è questo facilmente riscontrabile, che noi abbiamo la prova dell'intervento di Carminati. Perfetto. Noi abbiamo la prova altresì che Guarnera dice ad El Faran che Carminati è intervenuto, e abbiamo detto che a riscontro di questa affermazione l'iter amministrativo corrisponde alla tempistica data di Guarnera, e che quindi quando Guarnera dice lui in 3 giorni è riuscito a fare una cosa che per me una cosa era bloccata da 2 anni, riferendosi al cantiere di Innocenzo X, il riscontro che abbiamo fatto è stato appunto, quindi anche con l'acquisizione
di questa nota e dire che effettivamente da 2 anni quel cantiere era fermo, benché l'iter amministrativo regolare, non nessuno ha mai detto che era irregolare, l'iter amministrativo irregolare era fermo. La sua prima risposta, che voi non avete la prova dell'intervento di Carminati, mi soddisfa. Tranne quello che dicono gli stessi indagati, no. Ecco perché, scusi, Carminati ha mai confessato di essere intervenuto? Non ha mai confessato manco di tenere armi. Ma Guarnera ha mai Chiedo confessato? scusa, ma non può riferire, non può essere chiesto, perché non può riferire il test, del contenuto delle dichiarazioni rese dagli imputati. Ha ragione, pubblico ministero. Chiedo scusa. Senta, ammesso e non concesso che Carminati sia effettivamente intervenuto per questo rilascio del permesso di costruire, ammesso e non concesso che abbiamo scomodato il capo di un'associazione di tipo mafioso per un'attività del genere, le risulta che quantomeno questo capo di questa organizzazione sia stato gratificato in qualche modo da Guarnera? Mi risulta che gratificato in che senso? A livello le risulta che di soldi? Non lo so, non ho capito. Una condivisione di proventi con riferimento all'affare di Monteverde? Beh, mi risulta che dopo l'affare di Monteverde, tuttavia, Carminati abbia avuto, attraverso il Guarnera e la partecipazione di Guarnera in Selva Candida, anche il suo ritorno economico. Sì, allora, io se E vuole... cioè, qual è stato il suo ritorno? No, nel senso, Presidente, mi esprimo meglio. Il cantiere di Innocenzo X, il cantiere di Innocenzo X è una parte di un percorso che è cronologicamente segnato. Inizia a dicembre, continua nel tempo ed è stato l'innesco per i rapporti imprenditoriali fra Massimo Carminati e Cristiano Guarnera. Vabbè, ma la domanda era: lei ha accertato un ritorno economico per questo? Se ho accettato un ritorno economico, la risposta è no. Mi è stato chiesto di gratificazione, però. La gratificazione è una cosa diversa. Allora, di gratificazione, Presidente, se mi si chiede se c'è una gratificazione, quindi non un ritorno monetario, esclusivamente monetario, ritengo che il poter far partecipare e quindi il poter proporre un imprenditore che ha disponibilità di appartamenti per un'altra attività e quindi far fruire questi appartamenti per un'attività ulteriore, che è quella segnatamente delle cooperative di Buzzi per Selva Candida, mi sembra che questa sia una gratificazione. La ringrazio per questa sua opinione e valutazione. Io ora però le vorrei chiudere il punto. Allora, ritorno economico no. Prova dell'intervento di Carminati no. Condivisione dell'affare immobiliare a Monteverde? Le dico questo, mi perdoni, perché io ho un passaggio dell'ordinanza cautelare dove il GIP, l'ordinanza cautelare agli atti nel fascio cautelare, non è una contestazione ovviamente, pagina 513, le risultanze successivamente acquisite hanno consentito di appurare che dopo il sopralluogo effettuato da Gaglianone nel cantiere edile di Monteverde i sodali hanno abbandonato l'iniziale progetto. Allora, quindi Gaglianone ha fatto il sopralluogo? Sì, Gaglianone l'ha fatto, ma questo è pacifico, lo diciamo, cioè non è che... Allora, intervento no, ritorno economico no, affare condiviso di Monteverde no. C'era una promessa di un appartamento. La promessa può anche essere non maturata, la promessa anche quella affidata al contenuto di un'intercettazione, capitano. Ma mi scusi, avvocato, ma lei deve fare delle domande, quindi mi oppongo. Lei non deve discutere con il test. Avvocato, deve fare le domande. Chiedo al Presidente che la inviti. Ma mi sono opposto per questo. È un'opposizione che sta facendo, però avvocato è così. Lei poi queste sue deduzioni le potrà esporre. Presidente, io facciamo le domande. Spargo il capo di cenere, però quello che voglio dire io, Presidente, è che io faccio una domanda, il test mi risponde dal contenuto il test deve rispondere, il pubblico ministero non si può opporre se io insisto. Ma il test sta rispondendo. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Cerchiamo di ricostruire i fatti nell'ottica dell'accusa e della difesa, con le due prospettive diverse, ma atteniamoci possibilmente ai fatti. Senta, io le ho fatto la domanda se avete la prova dell'intervento di Carminati e lei mi ha detto di no.
Le faccio un'altra domanda, questa non per forza la deve sapere perché non per forza lei ha ascoltato tutte le conversazioni del RIT di Guarnera. Dalle RIT di Guarnera, che se le risulta, emergono conversazioni da cui è incontrovertibile che il rilascio del permesso di costruire è stato regolare, senza intercessioni Carminati, che lei sappia o che lei non sappia? La domanda quindi è esclusivamente se conosci intercettazioni nel RIT di Guarnera da cui emerge in cui che Guarnera dice non è mia... o comunque emerge che il Carminati permesso non di c'entra costruire nulla. è stato rilasciato in modo Riguardo il permesso di costruire, Presidente, non ho memoria. Ripeto quello che ha detto Guarnera del Faran, dice lui è riuscito a fare in 2 giorni, in 3 giorni quello che per me era stato impossibile per 2 anni. Allora, senta, sempre su questa, una delle tante fantastiche uscite di Guarnera, l'ha fatto in 2 giorni quello che io non ho fatto in 3 anni. Le risulta che Guarnera Avvocato, fosse... io intervengo ancora per oppormi. Chiedo che lei, non si può e c'è l'opposizione, chiedo No, che vengano avvocato, fatte scusi, domande, non valutazioni. No, avvocato, veramente, lei neanche può riassumere quello che ha detto il test faccia le domande. Le per risulta che Guarnera al telefono, le risulta da attività di intercettazione telefonica, che Guarnera al telefono millantasse fatti e circostanze mai avvenute? È un po' generica come Io, domanda, se vuoi- a che io- cosa se- si riferisce, avvocato? Si riferisce, visto che ora parlavamo del permesso di costruire e noi difensori riteniamo che questa sia una millanteria... No, questa è una cosa che non ci deve dire adesso. E non vi devo dire no, adesso. Però quando Presidente, lei dice, se mi fa una avvocato, domanda io quando dice rispondo. millantava, evidentemente lei fa riferimento A un fatto un'intercettazione. specifico. Allora citi il fatto così il test risponde. Io lo posso leggere. Lei prima ha riferito sul fatto che tale Vece Giuseppe si era avvicinato al cantiere di Guarnera, suscitando le ire dello zio che ha chiamato Guarnera stesso per dire porta via questo Vece. In quella conversazione Guarnera a quel punto chiama il nonno per dirgli nonno guarda c'è papà che fa avvicinare questo Vece al cantiere, e in quella conversazione dice siccome Guarnera imputato, siccome hanno già scritto sulla Repubblica che sono mafioso, dice questa affermazione. Siamo a pagina 722 dell'informativa finale. Io le chiedo se voi avete fatto un riscontro a questa affermazione in cui Guarnera asserisce sulla Repubblica in tempi non precisati abbiano scritto che lui era un mafioso. No, questo accertamento non è stato fatto. No, allora voi l'accertamento l'avete effettuato perché nella nota 900... In memoria quantomeno. Allora, in aiuto alla sua memoria, le ricordo che la nota 971 della pagina 722 dell'informativa finale scrivete, in relazione a questa affermazione, le ricerche effettuate in merito a questa affermazione del Guarnera non trovano al momento riscontro oggettivo, dovendosi intendersi puramente colloquiali. Quindi non trovano al momento riscontro oggettivo. Ok. Senta, chiudiamo il capitolo cantiere Monteverde con un'ultima domanda. Rispetto all'originario progetto, risulta che prima appunto del rilascio del permesso di costruire la famiglia Guarnera avesse in qualche modo cambiato il progetto iniziale, cioè da che si trattava di edificare un piano non so quanto alto? Allora, a me risulta, e sto andando a memoria, che l'originario progetto sia stato ridimensionato in volumetria in quanto contrastava con le volumetrie concesse, però ripeto adesso sul tecnico dovrei consultare gli atti. Va benissimo. Ma c'è stata una variazione di volumetria a quanto mi ricordo. Esatto, pagina 702, rispetto al piano iniziale che prevedeva la costruzione di 3 palazzine di 7 piani, il progetto risulterebbe essere stato ridimensionato. L'edificio dell'ex convento sottoposto a tutela verrebbe semplicemente ristrutturato, mentre sul lato nord del terreno dovrebbe sorgere una palazzina di 4 piani per un totale di 75 appartamenti. L'uso del condizionale perché non l'abbiamo poi accertato.
Questa è una domanda a cui non per forza deve sapere la risposta, perché poi decide il pubblico ministero su queste cose. Però voi De Rosse... Decide sempre il giudice avvocato, il pubblico ministero... È vero, però richiede il pubblico ministero e decide il giudice. Voi De Rosse a un certo punto non sollecitate più l'ufficio di procura nel richiedere la proroga delle operazioni di intercettazione telefonica a Guarnera. Voi De Rosse significa reparto anticrimine o secondo reparto? La prima richiesta di intercettazione telefonica di Guarnera proviene dal reparto anticrimine, viene e trova l'adesione dell'ufficio di procura e poi quella del GIP. A un certo punto, dopo soli 3 mesi, non viene rinnovata questa richiesta, il RIT di Guarnera va a scadenza naturale e Guarnera dopo soli 3 mesi non viene più sottoposta a intercettazione telefonica. Posso chiederle, se lei ne ha conoscenza, la ragione? Avete fatto una valutazione investigativa di irrilevanza dei dati raccolti fino a quel momento? Oppure... Io le posso rispondere che è stata fatta sicuramente una valutazione investigativa. Sulla rilevanza o l'irrilevanza, su questo non posso interloquire. No, però visto che le indagini su Guarnera le ha fatte lei... diciamo che non ero da era solo, il per più titolato, fortuna. Eravamo diversi a farle. Comunque è stata fatta una valutazione, sicuramente, per non Che tipo richiedere. di valutazione avete fatto? Se ce lo vuole spiegare, perché avete interrotto. Il tipo di valutazione risponde a delle esigenze che sono delle esigenze investigative, avendo, diciamo, la volontà, ma non sempre la possibilità di indagare e di concentrarci su tutti i soggetti che mano a mano emergono. Dobbiamo fare anche delle scelte riguardo all'investigazione. Poi se sono paganti o meno, poi lo vediamo a processo. Insomma. Sui soggetti più interessanti, diciamo. Prego? No, avvocato, questa è una sua valutazione. Vabbè, Senta, Presidente, veramente gli ultimi 10 minuti ho quasi finito. Lei in un'intercettazione telefonica che lei ha fedelmente riassunto, devo dire, con riferimento all'affitto di Selva Candida, lei ha giustamente rievocato i contenuti di questa intercettazione telefonica dicendo che la concessione in locazione era stata preceduta da, diciamo, un colloquio tra Carminati e la madre di Guarnera. Si ricorda? Mi ricordo, lo dice Carminati, di aver parlato con la madre di Guarnera. Esatto, lo dice Carminati, che ha parlato con la madre di Guarnera, cioè sostanzialmente ha convinto la madre a concedere in locazione gli appartamenti di Selva Candida. No, questo sugli appartamenti di Selva Candida è diverso, per questo le sto dicendo, cioè, per capire esattamente il punto della questione. Allora, l'intercettazione parla di un colloquio, cioè Carminati che in presenza di Brugia e Guarnera dice di aver parlato con la madre di Guarnera, dicendogli è una cravatta sicura. Vi ho spiegato bene il contesto a tua mamma, così parliamo, capito che è una cosa seria, è una cravatta sicura, come le ha detto. Questo è quello che ho citato adesso. Senta, la madre di Guarnera aveva cariche societarie o amministrative all'interno delle imprese di famiglia? A me personalmente non risulta. Non le risulta. Allora, lei ha precedentemente riferito che il ritorno economico in relazione a Selva Candida non c'è stato, e a Cantiere Monteverde non c'è stato sostanzialmente una gratificazione nel coinvolgimento nell'affare nella locazione di Selva Candida. Questo mi pare di aver capito. È la valutazione che mi ha chiesto. Ok. Le risulta che dalla locazione, sempre secondo attività di intercettazione telefonica, che dalla locazione di Selva Candida Carminati abbia tratto un vantaggio economico, un ritorno economico? Se vuol dire se sono stati bonificati su un ipotetico conto corrente di Carminati dei soldi, oppure se gli sono stati dati brevi mano? No, allora facciamo così, le risulta che ci sono stati bonificati soldi sul conto corrente di Carminati? No. Io avevo chiesto da intercettazione telefonica. Allora, dal conto corrente no. Da intercettazione telefonica le risulta che Carminati ha ricevuto un ritorno economico? Dall'attività intercettiva no. Ok. Anzi, le risulta con certezza, sempre da attività intercettiva, che Carminati non ha preso una lira, lo dice lui, una lira da questa locazione di Selva Candida? Mi può citare per favore la conversazione? Sì, pagina... Allora, la conversazione progressivo 1099 del 25 gennaio 2013, RIT 3850, cioè la macchina in uso a Carminati.
Sì. Il riassunto che ne fate voi dei ROS a pagina 737 è il seguente. Chiedo scusa, Avvocato, per mia chiarezza, 1099 su RIT 3850/12, giusto? Salvo che non ho sbagliato un'altra volta, però sì, 1099 e RIT 3850. Il riassunto che voi dei ROS ne fate a pagina 737 è il seguente. Il Carminati, ovviamente per la parte che le ho chiesto, la conversazione è lunga e lei ha già riferito i contenuti. Il Carminati inoltre descriveva a Guarnera l'importanza della Eriches come impresa dal fatturato di 120 milioni di euro l'anno. Contestualmente appariva particolarmente interessato a far comprendere al Guarnera che egli poteva decidere in piena autonomia e discutere la questione con la cooperativa, sottolineando che il Carminati stesso non avrebbe guadagnato una lira. Questo è quello che voi, De Rossa, a pagina 737 scrivete ovviamente nella sintesi della conversazione. Sembrerebbe il testo della conversazione questo, vediamo se... Infatti sto cercando nel testo della conversazione perché... Il testo della conversazione, per quello che la parte mi interessa, è a pagina 738. Io ti ho detto, una cosa è un passato, un favore. A te che sei un mio amico e a loro che sono, io non c'ho da guadagnare una lira. Quello che decidi te per me va bene. Quindi è una frase che pronuncia Carminati? È una frase che pronuncia Carminati nei confronti di Guarnera dicendo guarda, fai come ti pare, io non devo guadagnarci una lira. Ora le chiedo se successivamente una lira non l'ha presa. Le ho già risposto, credo, a questa domanda, la ripeto. Non abbiamo riscontro intercettivo che Carminati abbia preso in Non questa abbia preso, io ho chiesto. Allora non ho capito, scusi. Se ha un riscontro a livello intercettivo che dopo la locazione effettivamente Carminati non ha preso una lira. No, non abbiamo riscontri su questo. Se non abbia preso soldi, non abbiamo riscontri. Allora, c'è, Presidente, ovviamente Capitano, è una contestazione questa. Bene. È una telefonata che voi riportate a pagina 758 dell'informativa finale. È una telefonata che si inserisce subito dopo che Guarnera mancava l'appuntamento con Coltellacci, che è quello su cui ha riferito la scorsa volta, il 20 marzo. La telefonata per il tribunale... Quindi prima dell'affitto? Beh no, lei ha prodotto dei contratti di affitto del 15 febbraio, mi perdoni. Sono stati registrati a maggio? Lo so, però sono stati prodotti come contratti avvocato, di affitto. Però scusate, non è una conversazione, avvocato, faccia la domanda. Però è lui. Ha ragione, è colpa mia. Ha ragione, È è colpa lui, mia. Presidente? Lo so. Cioè non sono io, Ha è ragione, lui. Presidente, questa volta è Che colpa mia. due? Allora, scusi, avvocato, qual è l'intercettazione? Ce lo ripeta? Ora gliela dico, Presidente, un attimo. L'intercettazione è la 943... No. Lo aiuto io, Presidente. Eccola, no. Non ho bisogno. No, sì. La 522, giusto Capitano? 522 del RIT 1731 del 2013, del 20 marzo 2013. Carminati, animatamente, lamentandosi del fatto che Guarnera aveva mancato questo appuntamento, parla con Brugia e Brugia dice ho detto, hai capito Azzi, ma qui non c'è più, ma tu lo sai, gli ho detto con questa storia che gli ho fatto affittare tutti gli appartamenti senza un ritorno. Ok? Sì. Per la verità in questa stessa intercettazione, la 521, vero avvocato? Sì, la 522, no. No, 522? La 522, sì. Avevo capito 521. No, è la 522, Capitano. Ho capito. Nella 521, l'immediatamente precedente... Che non le ho chiesto però. Tuttavia mi ha chiesto la domanda se ha avuto un ritorno. Il ritorno è... Alla fine gli altri, dice Riccardo Brugia, c'hanno il ritorno, come dire, questo è vicino, è uscito con lui, nessuno gli dice più A. Hai capito? Nessuno? Gli dice più A. Mi scusi. No, okay. Mi scusi. No, il test sta rispondendo alla sua domanda. No. Sì. No. È quello che ho compreso. Riportando un'altra intercettazione
con un contenuto diverso da quello, della intercettazione indicata Esatto. da lei. Esatto, Presidente, però io non ho capito, me la può cioè il ritorno in questo caso lei dove lo contestualizza? Cioè qual è il ritorno di cui parla Carminati? È Brugia che parla. È Brugia che parla. Che cosa dice, mi perdoni? Allora, come giustamente detto, in quel giorno, il 20 di marzo, Guarnera non si presenta all'incontro con Coltellacci, se ho capito bene la domanda, quindi conferma il fatto che nella sostanza gli altri hanno un vantaggio dall'essere vicini al sodalizio, mentre il sodalizio dice non ci guadagno niente. Il vantaggio sta appunto nel fatto che, sempre a sentire le parole di Brugia, gli altri c'hanno il ritorno, come dire, questo è vicino è uscito con lui, nessuno gli dice più A. Questo è riferito a Guarnera. Ho chiesto però, capitano, qual è il ritorno se c'era un ritorno economico di Carminati. Il ritorno economico di Carminati ancora, se in questa conversazione non si parla di ritorno economico. Sì, però capitano, giusto per chiarirci, io le faccio una domanda, gli chiedo, c'è un ritorno economico? Lei non se lo ricorda. E lei mi cita una conversazione. Io le richiamo la conversazione 522. Lei ferma l'esame per... non so, qui è sempre quasi per soffermare attenzione su un altro. Presidente, avvocato, mi scusi. No, avvocato, lei può fare le domande, il tester ha risposto, poi valuteremo quello che ha detto. Tutte queste osservazioni lei le rivolgerà al Tribunale anche perché è Riccardo Brugia che parla e non Massimo Carminati. Io solo questo volevo dire. Senta, allora, gli appartamenti sono stati affittati a impegno, gli 13 appartamenti Selva Candida, a impegno per la promozione di Sandro Coltellacci. Ora, il Tribunale, forse questo non lo sa, allora innanzitutto volevo capire, impegno per la promozione anzi, innanzitutto, Sandro Coltellacci è un soggetto attinto dalla contestazione di cui all'articolo 416 bis? Mi scusi. Me lo sta chiedendo ma a me. questo Perché deve chiedere? No, io lo so, no? Presidente, io lo facevo per il Tribunale, giusto per No, inquadrare. avvocato, scusi, questo lo vediamo dal capo di imputazione, Chiedo non lo chiediamo scusa, al test. Chiedo scusa, allora la cooperativa di Sandro Coltellacci, impegno per la promozione, che a lei risulti, è stata sequestrata dalla sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione in quanto ritenuta riconducibile a Salvatore Buzzi? Guardi, sul punto ammetto di non conoscere i dettagli, perché è una parte che non ho trattato a livello investigativo. Tuttavia ho come intercettivamente acquisito e riferito, i bonifici venivano fatti dalla Erikes 29. Che io ho qua davanti. Beh, allora, Guarnera, diciamo, affitta, fra virgolette, perché come lei ha correttamente sottolineato il primo contratto affitto non era registrato, però Guarnera concede in locazione questi appartamenti. No, il primo contratto affitto è registrato, non ho detto questo, avvocato. Non ho detto questo. Ha spiegato che quel contratto di febbraio è stato registrato successivamente. Però già da febbraio gli appartamenti erano occupati. Le dico da quando ci risulta, se vuole. Allora, ci risulta a livello intercettivo dal 27 di febbraio del 2013. Tutti gli appartamenti vi risultano occupati? Presidente, su questo noi non possiamo saperlo perché in realtà il nostro è una, diciamo, deduzione
un'evidenza che ci emerge dall'intercettazione telefonica tra appunto Cristiano Guarnera e Sandro Coltellacci. Sempre da quello che avete potuto appurare, fino a quando sono stati occupati questi appartamenti? Noi abbiamo 2 contratti di affitto, uno per il 2013 e uno per il 2014. Lei mi pare che la scorsa udienza ha fatto riferimento a un bonifico, io cito l'ultimo, di dicembre, mi pare, no, novembre, forse il 5 novembre 2014, ho qua la produzione documentale del pubblico ministero. La controllo. «5 novembre 2014 per 8.450 euro, ultimo bonifico acquisito». Quindi credo, salvo obiezioni, che possiamo dire che dal 27 febbraio 2013 al 5 novembre 2014 questi appartamenti erano occupati dai soggetti che effettivamente erano stati messi dal locatore dentro. Ora io le chiedo, capitano, voi, anzi la Procura ha prodotto i bonifici di pagamento del canone di locazione. Sono stati prodotti i bonifici del settembre, ottobre, novembre 2014 e dell'aprile 2013. Tutti gli altri bonifici, le risulta che tutti gli altri canoni di locazione, le risulta che siano stati corrisposti a Guarnera? No, che fa? Suggerisce il pubblico ministero? Se vuole le suggerisco, le dico che nella consulenza tecnica che lei ha prodotto risulta che ci sono bonifici per 47.000 euro. Però Presidente, la documentazione, visto che mi provoca, però, scusate, avvocato, che suggerisco a lei questa risposta. Vediamo che cosa dice il test. Perché la prego di rivolgersi al test, non al pubblico ministero. Allora, scusi, la domanda era: risultano i bonifici relativi ad alcuni mesi, quelli indicati dalla difesa. Sì. A lei cosa risulta? Risulta qualcosa di diverso? Dalla consulenza tecnica. No, quale consulenza tecnica? Quale consulenza? Un atto acquisito dalla Procura, hanno inviato. No, sì, faccia i riferimenti Io ho una relazione di consulenza tecnica. Che cos'è? Cioè lei sta riferendo sui contenuti di una consulenza tecnica non depositata in questo processo? No, è depositata che e lui ha avuto trasmessa. notizia dei canoni da una consulenza tecnica. Cosa le risulta da quella consulenza? Ammettiamo pure, cosa le risulta? Che da marzo a luglio del 2013 sono stati pagati 42.250 euro. 42.250 euro da febbraio, no, che ha detto? Da marzo a luglio del 2013. Da marzo a luglio 2013. Allora, ammesso e non concesso che questo dato sia utilizzabile, io le chiedo, da luglio 2013 a settembre 2014 le risultano corrisposti i canoni di locazione? Agli atti io non ne ho, se no li avrei riferiti. È semplice, è questa la domanda. Tranne quello che è stato prodotto. No? Allora, lei ha detto, può essere che ricordo male io, lei ha detto che Guarnera conosce Buzzi in occasione di un appuntamento organizzato da Carminati a Via Pomona, ha richiamato un OCP del 21 febbraio 2013. È corretto? Ho richiamato quell'OCP, sì. Quello del 21 febbraio 2013, è corretto? Lo controllo, non si sa Sì. mai. Scusate, accertamenti voi poi su questa vicenda, sul pagamento dei canoni, non ne avete fatti? Sono i bonifici che abbiamo acquisito. Quelli che avete acquisito. E questa ulteriore dazione di denaro per 42.250 euro che è stata prodotta. Nonché i contratti registrati e un contratto in bozza. Allora.
Mi scusi Avvocato, la data quando è? Per essere... Allora. «21 febbraio 2013, eccoci qua. Mi dica». Da quello che ho capito io, Sì. lei ha dichiarato che da quell'OCP emerge che Guarnera e Buzzi si siano conosciuti in quell'occasione, un appuntamento organizzato da Carminati. No, non ho detto questo, perché in realtà Guarnera, presso le cooperative di Buzzi, c'era già stato il precedente 25 gennaio insieme a Carminati. 21 febbraio... 25 gennaio? Che cos'è un OCP che voi avete fatto? No, è una deduzione. uno 0038 del RIT 3850. Quindi da un'intercettazione. Mi faccia finire. Quando Guarnera, Cristiano e Massimo Carminati, previo contatto, si sono recati in via Pomona. Segnatamente il GPS fermava alle 9.35, alle 10 si fermavano a via Pomona. La via Pomona è la sede delle cooperative. Perfetto. Risalivano in macchina e al progressivo 1101 Guarnera Cristiano commentava quanto detto all'interno di via Pomona. Il 21 di febbraio, quello a cui quindi No, questo è il primo incontro. Mi perdoni capitano, su quelle Sì. in data 25 gennaio 2013 Sì. avete verificato che Buzzi si trovava presso gli uffici di via Pomona? Le ho detto che sono una risultanza intercettiva, quindi loro si avvicinano a via Pomona parlando dell'affare e della sostanziazione di questo affare di... Dicendo che avevano appuntamento con Buzzi? Glielo dico subito. In realtà fanno riferimento ai vantaggi, a quanto, senza rileggere tutta quanta... La risposta era, parlano di Buzzi. Parlano della cooperativa 29 giugno e dei vantaggi di avere i bonifici direttamente dalla Erikes. Il contratto, dice Carminati, direttamente con Erikes. Si fermano alla cooperativa 29 giugno, risalgono in macchina e commentano, appunto dicendo, dove Carminati continua a commentare l'importanza della 29 giugno. Chiaramente, essendo un dato intercettivo, non essendoci un servizio di osservazione, non sappiamo all'interno della 29 giugno, ma non lo possiamo escludere. Perfetto. Il 21 di febbraio, e qui è il tema che mi ha posto, il 21 di febbraio c'è un nuovo incontro, un ulteriore incontro. Viene chiaramente visualizzato la presenza di Buzzi all'interno di quella cooperativa. Questa volta viene certificata da un'intercettazione telefonica antecedente questo incontro, quando Massimo Carminati e Salvatore Buzzi prendono appuntamento per il giorno successivo. Il giorno successivo il servizio di pedinamento poteva infatti censurare che Massimo Carminati e Cristiano Guarnera con Sandro Coltellacci fisicamente si incontravano al di fuori nel parcheggio di via Pomona e poi entravano.
Anche qua non avete riscontrato la presenza di Salvatore Buzzi in cooperativa, se non sulla base dell'intercettazione del giorno È precedente. Buzzi che dava l'appuntamento. Dice, Senta, mi dice t'aspetto alle 10:30, mi faccio trovare. mi dice il numero di questo OCP del 21 febbraio, che io non l'ho trovato in atti? Il numero questo non lo so, lo devo cercare. Io qua ho una nota, pagina 750, a cui effettivamente si fa riferimento a questo OCP. Ho controllato più volte tutto il corposo fascicolo processuale, per mia colpa sicuramente, ma non sono riuscito a trovarlo. Se lei mi può dare l'indicazione dell'OCP, mi fa una cortesia. Se non c'è... Allora, gli OCP sono numerati soltanto per una parte di anticrimine. Le spiego per avere facilità. Gli altri sono giornalieri, c'è solo l'indicazione del giorno, qualora fosse fatta dal secondo reparto investigativo, per esempio. Mi può dire chi ha partecipato a questo servizio di OCP? Gli ufficiali? Guardi, capitano, Allora, il servizio... Prego, scusa. Per farmelo dare. Ma forse l'ha ok. trovato? L'ho trovato. L'ha trovato. Ci vuole un po' di tempo perché anche questi sono Giustamente, centinaia, gli atti quindi sono molti. devo cercarli. Allora, il servizio è del reparto anticrimine. Le servono gli ufficiali di PG operanti? Se non c'è il numero... No, il numero c'è. Ah, allora mi dica il numero. 164 lo trovo numerato. A posto così, grazie. Prego. Basta questo, avvocato? Io avrei ancora un po'... No, voglio dire, vuole sapere chi sono gli No, ufficiali? tanto inoltrerò una richiesta in procura, solo questo. Mi serviva solo il numero per fare una richiesta bene. specifica. No, era riferita a questo, se le bastava solo a questo Sì, dato. no, mi non- serve solo non la questo. volevo Senta, bloccare. mi perdoni, prima sul capitolo corresponsione o non corresponsione dei canoni di locazioni, le risulta che l'avvocato civilista di Guarnera abbia intentato una causa di sfratto nei confronti della cooperativa di Coltellacci per morosità nei pagamenti? Questa causa cos'è? Del 2013? Credo sì, no, credo su... non so se è 2003, cavallo 2013... Perché a me risulta del 2013, però poi ci risultano pagamenti anche nel 2014. Però fine 2014, settembre, ottobre, novembre 2014 a voi vi risultano, no? Non riesco a essere più preciso. Mi risulta che ci sia stata una causa di morosità, adesso la data precisa però non me la ricordo, no, ha mi detto ricordo che- nel 2013, e tuttavia abbiamo pagamenti anche per il 2014, quindi Per settembre, ottobre, novembre, sì. l'iter della causa non so se è stata ritirata, insomma. No, non lo sappiamo, ci stanno i bonifici, non lo sappiamo. Ma nei confronti di chi ha intentato la causa? Presidente, l'avvocato civilista della famiglia Guarnera, io credo, ora produrremo i documenti che il caso necessitano, ha intentato una causa nei confronti di Coltellacci, che presumo, o forse anche della Eric, sicuramente nei confronti dell'impegno per la promozione per mancato pagamento di alcuni canoni di locazione.
Se è quella del 2013 è quella che risulta anche a me. Sì, ma credo, visto atteso il carico di lavoro del Tribunale Civile, credo che sia durata di più che solo nel 2013. Ora, io salterei l'episodio della mancata presentazione di Guarnera all'appuntamento, perché lei l'ha riassunto dettagliatamente. Mi interessa una intercettazione, e cioè l'intercettazione (521), quella che aveva preso prima, capitano. 521? 521. Di che data, per favore? E del RIT 1731 in macchina Bruggia e Carminati, che si lamentano della mancata presentazione di Guarnera all'appuntamento. Lei l'ha già ripercorsa in toto. In calce, diciamo, alla fine di quell'intercettazione c'è un'affermazione che fa Carminati che a me interessa. Io le faccio la domanda, dopo vediamo se lei se lo ricorda. Da questa intercettazione si può dire che non è Guarnera che ha ricercato Carminati e Bruggia, ma è il padre di Guarnera che ha messo dietro al figlio Carminati e Bruggia? C'è una frase esatta in questo senso? Sì, c'è una frase: Massimo e Riccardo continuano a denigrare Cristiano Guarnera e a criticare il suo atteggiamento. Sì. Riccardo. Cioè, questa è la sintesi. Il brogliaccio, sì, la sintesi cui abbiamo riferito fino ad oggi. Certo. Riccardo, appena rivedo il padre, te faccio azzi, non mi dire più di stare dietro a mio figlio. Così fa Riccardo. Dietro a mio figlio è Riccardo Bruggia che lo dice? Sì, ora a parte avrebbe dovuto dire dietro a tuo figlio, avrebbe dovuto dire, però dice dietro a mio figlio. Dice dietro a okay. Sì, non mi risulta che Bruggia abbia figli, però maschi. Ne ha una. Maschi. Appena rivedo il padre, non mi dire più a me di stare dietro a mio figlio. Vabbè, sì, sì, esattamente. Okay. Glielo confermo, è lo stesso padre che dice, se non ricordo male, te l'ho messi io dietro. Te l'ho messi io dietro, e Guarnera dice no, questi non me li ha messi dietro nessuno. E Guarnera li ho conosciuti io. Esatto. Perfetto. Ho quasi finito, Presidente, veramente questa volta. Senta, posso chiedere una cosa al Tribunale? Io avevo fatto in sede di richieste istruttorie una richiesta volta ad acquisire agli atti del fascicolo del dibattimento un video relativo al benzinaio di Corso Francia, il distributore di Corso Francia. Il video del RIT ROS 6513, giornata 20 marzo 2013, dalle ore 14:29 alle ore 14:44. Io volevo oggi, nel controesame del capitano Mazzoli, mandare questo video. Ho parlato con il cancelliere, che mi ha detto che agli atti del dibattimento questo video ancora non c'è. Devo dire che la Procura mi ha assicurato che basta che faccio un'istanza in Procura e il video mi verrà consegnato. Io non so se è il caso, ma magari si potrebbe, senza far rivenire il capitano Mazzoli, mandare un giorno relativo al tema Guarnera. Il capitano torna lunedì, quindi se il video lo portate per lunedì, ok, perfetto, possiamo vederlo e poi sentite il capitano. La Procura può assumere un impegno in questo senso per il video? Sì, li abbiamo già tutti raccolti, fanno parte delle richieste di prove documentali, sono a disposizione dei difensori. Sono a disposizione, quindi l'avvocato domani dovrebbe venire. Oppure lo porta la Procura in udienza? Lo porteremo noi. Lo porta la Procura lunedì in udienza, il video al quale fa riferimento l'avvocato. Allora, io ho le ultime due domande, Presidente. Avvocato, lunedì vediamo il video e lei poi farà le domande che oggi lascia in sospeso. La ringrazio. Io ho le ultime due domande. La prima è riferita al presunto possesso di armi da parte dell'associazione. Ammesso e non concesso che questa associazione avesse la disponibilità di armi, io le chiedo se lei, capitano, conosce delle intercettazioni o altre risultanze investigative da cui emerge che anche Guarnera fosse a conoscenza di questa circostanza, cioè che l'associazione fosse armata.
Guarnera Cristiano. Guarnera Cristiano, cioè Guarnera Che mi Cristiano. ricordi al momento, no, che mi ricordi non mi risulta. No. Sempre a mia memoria. Dopodiché ho un'ultima domanda, Presidente. Io anticipo che questa difesa sta preparando una eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, però a me mi dispiace per il Tribunale che stiamo a istruttoria aperta e ci sono queste questioni, però il fascicolo è enorme. Io vorrei chiedere al Capitano, l'ascolto delle intercettazioni che voi De Ros facevate, in che luogo si svolgeva? L'ascolto fisico? Presso i nostri uffici, una sala di intercettazione. Quindi con la remotizzazione, in remoto. In remotizzazione. Senta, invece la registrazione. Procura. Le registrazioni in procura, però su queste cose tecniche francamente non lo però so. attenzione. Cioè, se lei mi chiede il server dov'era, cioè il server dove veniva registrata Dove venivano registrate le conversazioni. In procura. Ok, io le faccio una contestazione, Capitano, e sto su un atto a sua firma. Mi riferisco alla informativa numero 78/1-13 protocollo 2013 del 4 marzo 2013. La firma sull'informativa è del tenente colonnello Russo. La nota è a cura di Giorgio Mazzoli. Nella parte finale di questa... Mi può ripetere la nota, per favore? Protocollo numero 78/1-13 protocollo 2013 del 4 marzo 2013. Alla fine di questa nota, che è un'informativa con contestuale richiesta di intercettazione telefonica, si scrive alla Procura: voglia autorizzare l'utilizzo delle apparecchiature tecniche di intercettazione telefonica fornite dalla società Radio Trevisan mediante il sistema di remotizzazione degli ascolti delle intercettazioni telefoniche presso gli uffici del ROS, sala ascolto, attestati in Roma presso questo reparto anticrimine, ove vengono già effettuati operazioni di ascolto e registrazione di cui al presente procedimento penale. Cioè mi sta contestando se è un errore quello che ho scritto in questa nota, oppure se la registrazione è effettuata le registrazioni sono effettuate in procura, la registrazione. Noi siamo remotizzati. Sull'ascolto. Sull'ascolto. Visto che in questa nota a sua cura c'è un riferimento al fatto che la registrazione viene presso gli uffici del ROS, io le chiedo che com'è mai possibile? È un refuso, semplice. Questo è un refuso, Sì. La registrazione avviene in procura, Capitano, che io sappia. Tecnicamente funziona Capitano, così. io le segnalo però che questo refuso si ripete in più occasioni. Si chiama copia e incolla, avvocato, probabilmente è così. Lo so, però lei si rende conto... Le sto dicendo com'è, cioè se vuole questa risposta è così. Purtroppo è stato scritto Questa è la registrazione. La risposta questa è un refuso. Che ci vuole fare? È possibile che voi facevate una registrazione parallela a quella della Procura? No, ritengo proprio di no. Quindi la giustificazione che le dà è un refuso su questo. Scusi, ma Va bene, Presidente, non ho altre domande io. registrazione parallela vorrebbe dire... Non ne ho idea cosa vuol dire che fa la doppio registrazione impiego di personale, parallela. o no? No, le chiedo io perché No, registrazione parallela no, vuol è dire che c'è una sala di ascolto in procura e un'altra in un altro luogo, quindi con un doppio impiego di persone. Ma sì, non ho capito cosa esattamente voglia No, intendere me lo chiedo l'avvocato. per Comunque avere le posso dire informazioni che la registrazione, i server sono attestati in procura, noi siamo solo remotizzati per l'ascolto. Allora la prossima volta quello che voglio dire è chiaro, Capitano. C'è un documento in cui lei scrive che la registrazione si svolge presso i ROS, quindi quello che voglio dire è chiarissimo, Capitano. E quello che voglio dire anche io è stato altrettanto chiaro, è stato un refuso. Ok. Cosa vuole? Va bene, lei ha terminato, avvocato, con le domande.